Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo Esci dalla rotonda e prendi via Monte Grappa. in Veneto, Continua in SB6 sto parlando, un chilometro e mezzo. dalle parti di Treviso e stiamo andando a vedere la tomba Brion. Appena arriviamo lì ve ne racconterò un po' di più. Che poi stavo pensando che io faccio sempre tutti i video dalla macchina, cioè le aperture dei video dalla macchina. Ecco, siamo all'interno del cimitero. L'ingresso alla tomba Brion è proprio del cimitero, almeno al momento, perché ci sono dei lavori in corso, quindi oggi si entra proprio passando al cimitero, poi non so se in realtà abbia un ingresso a parte. Andiamo a scoprire quest'opera di architettura. La tomba Brion è un complesso funebre monumentale che si trova a Treviso, nella frazione di Altivole, e si trova di fianco al cimitero di San Vito, da cui siamo entrati prima. Scusate il casino, ma c'è una famigliola poco educata con i bambini che giocano all'interno del cimitero. Il complesso funebre fu realizzato dall'architetto veneziano Carlo Scarpa nel 1969 su commissione di Onorina Brion per suo marito, il fondatore dell'azienda Brion Vega, per conservare appunto le spoglie del marito e il futuro del resto della famiglia. Il complesso è stato costruito tra il 1970 e il 78, anno in cui lo stesso architetto Scarpa morì in maniera anche tragica, cadendo da una scala in Giappone. L'opera è stata quindi ultimata secondo i progetti dell'architetto e egli stesso è sepolto qui. Alle mie spalle c'è la parte che ospita le tombe della famiglia Brion di Onorina e Giuseppe. È un luogo veramente interessante a pochi chilometri da casa, da Padova, anche molto bello dal punto di vista fotografico. C'è un signore dietro. E molta pace, molto verde, bello proprio da vedere. Purtroppo, se vedete qui alle mie spalle, una parte del complesso oggi è chiuso, stanno facendo dei lavori, non so cosa ci sia lì, adesso proviamo un attimo a sbirciare. Ok, lì c'è la chiesa che adesso è in fase di ristrutturazione, quindi non si può vedere.
questo breve giro qui alla tomba Brion finisce, anche perché piano piano si sta riempiendo di gente, quindi non riusciamo più a fare le foto in tranquillità. Gente un po' maleducata anche. Comunque, se siete da queste parti, se siete del Veneto o se siete dalle zone di Treviso, un giro ve lo consiglio, molto bello, generalmente un posto pieno di pace. E basta, alla prossima, ciao. Buongiorno a tutti e benvenuti. Sei un comunque, questo poi vanno gli errori, sappilo.